Mai dal 1972, da quando cioè l'osservazione sistematica delle acque alte è condotta secondo metodi scientifici, Venezia era stata colpita in un anno da più di 2 acque alte superiori al 1,40 m. Questa settimana è successo 3 volte. In questo scenario gli ultimi picchi, 115-120 cm, un livello usualmente classificato come molto sostenuto, appaiono quasi come una pausa, ma non è così. Un'altra giornata di acqua alta in piazza San Marco, l'ennesima in una settimana drammatica che in questo senso entrerà nella storia della città e soprattutto la preoccupazione anche per le previsioni di domani. L'annuncio ufficiale arriva nel corso della mattinata. Domenica il picco di alta marea raggiungerà probabilmente i 160 centimetri attorno alle 12:30. Significa un nuovo codice rosso. Abbiamo sicuramente preallertato almeno altre 50 unità, che è il dispositivo che avevamo messo in campo l'altro giorno, e quindi oltre ai 100 uomini normalmente presenti a Venezia abbiamo aggiunto già altri 50 uomini pronti a intervenire. In occasione dei 187 centimetri che il 12 novembre hanno quasi raggiunto il record del 1,94 m registrato il 4 novembre 1966, le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco di Venezia hanno abbondantemente superato quota 500. Bisogna essere preparati a fronteggiare un'emergenza su larga scala. Su Venezia c'è un dispositivo speciale e particolare per quanto riguarda il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si basa innanzitutto sulle risorse del Veneto, ma poi abbiamo subito allertato le regioni limitrofe che provengono sia dalla Lombardia che dall'Emilia Romagna. Quindi anche quelle regioni che potevano essere colpite a loro volta da eventuali nubifragi oppure altre calamità, è chiaro che in quel momento facciamo un movimento a scacchiera avvicinando le risorse da altre regioni.